Bruno Trevisan, 70 anni, bassanese doc, pilota di elicotteri dell'aviazione dell'esercito, è il candidato a sindaco di Bassano per il Movimento 5 Stelle con la benedizione della piattaforma Rousseau. La presentazione davanti a un luogo simbolo della città, l'ospedale San Bassiano. Si scende in campo perché dobbiamo essere presenti anche a livello politico nell'amministrazione bassanese per portare il nostro apporto che deve essere proficuo, generoso e benefico per la popolazione. Perché la gente dovrebbe votarla? Perché non toccheremo un soldo ai servizi, soprattutto quello verso gli anziani, sulla scuola e sul territorio. Pronta la sua squadra. Abbiamo avuto la certificazione anche dalla piattaforma Rousseau, siamo pronti a partire. E i pentastellati partono proprio dall'ospedale di Via dei Lotti. Ci stanno portando via tutti i servizi del territorio, compreso i servizi ospedalieri. Ecco perché oggi siamo qui davanti, perché c'è una volontà politica regionale dovuta a motivi economici e finanziari di ridurre le prestazioni di questa struttura così importante. Però l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarini ha dichiarato che il San Bassiano non si tocca. Non si tocca perché siamo vicini alle elezioni amministrative. Così il candidato alla poltrona di primo cittadino di Bassano dei 5 Stelle, non tenendo in considerazione quindi tutte le rassicurazioni che sono state date in questi ultimi giorni ai cittadini. Inutile negare però che anche lui è in piena campagna elettorale.